buongiorno alle autorità qui presenti e ai rappresentanti della Regione e a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento che vede coinvolti le istituzioni dalla parte nel mondo della pesca d'argento. Io sono stato recentemente nominato direttore del mercato ittico di Chioggia, anche se sono amministratore unico della società di servizi dei comuni. È stato un ruolo che mi è stato assegnato dal mio sindaco Paolo Adelao, ma il mio ringraziamento per la fiducia che ha nei confronti delle persone. Fin da subito ho messo a disposizione la mia esperienza molto decennale all'interno della pubblica amministrazione in un campo anche tra l'altro molto delicato che è il campo dell'urbanistica. Poi in questa occasione per dire al sindaco che avrà una doppia ombra che lo seguirà in futuro, perché avrà la sua ombra personale e la mia per la realizzazione del nuovo mercato ittico di Chioggia, perché è un polo molto importante, potrà utilizzare a suo piacimento tutte le mie conoscenze a livello tecnico per arrivare a portare a termine questo progetto molto importante per la nostra città. Io penso che la condivisione tra le istituzioni e il mondo della pesca, gli obiettivi strategici comuni sia fondamentale anche per individuare le criticità all'interno del mondo della pesca. E oggigiorno individuare queste criticità ci permette ad avviare processi di valorizzazione perché i nostri mercati ittici, quelli pubblici, siano competitivi con gli altri. Per cui ritengo che dobbiamo avere un occhio di riguardo del prodotto ittico, deve essere al centro di ogni nostra iniziativa, di conseguenza l'organizzazione delle attività di pesca, di trasformazione e naturalmente di vendita del prodotto devono garantire questa centralità, da noi tutta condivisa e supportata. I problemi che ci sono all'interno del mercato ittico sono tantissimi, di modo io cercherò di affrontare e di dare delle risposte positive. In questo contesto dialogo solo una cosa, una proficua partecipazione dei lavori per gli stati generali. Grazie.